Le violenze di tedeschi e fascisti colpiscono le popolazioni, stragi, eccidi, rastrellamenti, deportazioni, interi paesi bruciati. Perché prendersela coi civili, con donne e bambini inermi? C'è da parte tedesca un di più di ferocia per il tradimento italiano? Sull'uso della violenza si interroga anche il movimento partigiano, per alcune azioni a rischio rappresaglia. La violenza per i partigiani è un problema da subito. È uno dei primi interrogativi ma che il CLN sin dalla sua fondazione si pone. Noi dobbiamo fare una guerra contro i fascisti, ma come la dobbiamo fare per non essere come i fascisti? Come si attacca il nemico? Si può fare azioni di eliminazione singola, l'attenzione per le popolazioni che non vengono poi coinvolte in rappresaglie. Esattamente nel punto dove siamo ora venne attaccata una pattuglia tedesca, ci fu la morte di un soldato e il ferimento di un altro. A conseguenza della uccisione di un soldato tedesco fu, come allora era, la rappresaglia. La condizione della mia famiglia era che in sostanza c'erano qualcosa come fra cugini e figlioli piccoli, molto piccoli, 7 bambini, 2 donne, 2 vecchi, e quindi mio padre non scappò. Lui si trovò catturato in casa e fu fucilato assieme a un amico di famiglia, assieme a mio nonno, che allora aveva 80 anni, assieme a un cugino. E quindi queste 4 persone furono messe al muro e furono uccise. Fu distrutto il paese, fu bruciato. Mio padre predicava ai ragazzi che ospitava la notte, che erano i partigiani. Ragazzi, non fatevi vedere in giro, erano giovani, ovviamente entusiasti, anche incoscienti, perciò erano anche in buona misura non consapevoli del rischio che provocavano per la popolazione. La raccomandazione sua era: non fatevi vedere con il fazzoletto armati di giorno, perché praticamente i soldati della Wehrmacht sono qui, possono guardarvi col binocolo anche da lontano, inquadrare, tenetevi lontano dalle case. C'è un partigiano che questo problema se lo pone più di altri. Per lui è indispensabile proteggere a ogni costo la popolazione civile. Azor era un partigiano, si chiamava Mario Simonazzi e fu uno dei primi organizzatori delle squadre di azione patriottica e le SAP in questa zona. Questa era una zona di cuscinetto, una zona importantissima perché di qui passavano tutte le piste di rifornimento, tutte le vie per portare materiali in montagna ai partigiani e alle popolazioni della montagna. Lui era di famiglia cattolica, aveva frequentato i circoli di azione cattolica, ecco, e lui però voleva separare la sua fede, cioè da quello che poteva essere un'appartenenza politica. Il suo obiettivo era quello di liberare l'Italia dai tedeschi e dai fascisti e poi di rimandare le articolazioni politiche, le discussioni a dopo. Nel febbraio del 1945 diventa vice comandante di tutta la brigata, della 76esima brigata. Ma lo promuovono perché lo vogliono togliere dalla sua zona, lo vogliono togliere dalla sua gente, perché costituiva un problema, perché si opponeva alle uccisioni troppo facili, si opponeva alle azioni non abbastanza programmate e pensate da un punto di vista militare. Il 22 marzo c'è un rastrellamento in grande stile dei tedeschi, lui si ritira insieme ai suoi amici, ad un suo amico in particolare, il partigiano Montecchi, ed è lui che lo vede l'ultima volta in quel giorno mentre parla con un altro partigiano vicino ad una capanna di legno. Da quel momento non si avranno più notizie di Azor. Ecco,
noi qui stiamo andando verso il Bosco del Lupo. Era un posto molto importante, Casa del Lupo era uno dei principali punti di riferimento dei comandi partigiani. Il 24 aprile Azor non sarà, insieme agli altri partigiani, cioè nel giorno della festa della grande liberazione della sua città. Le settimane passano, ma di Azor ancora nessuna notizia. I suoi familiari lo cercano in queste montagne e non lo trovano. Dopo 5 mesi, nell'agosto, una donna una sera che va a far legna in un bosco scopre un cadavere. È Azor, è stato ucciso e lì è la sua tomba. E la notizia del ritrovamento di Azor è una bomba. Al suo funerale accorrono migliaia di persone e tutti si chiedono chi ha ucciso Azor, perché non possono essere stati i tedeschi. I tedeschi non lasciano un cadavere in un bosco coperto, ma lo avrebbero abbandonato, cioè, come esempio lungo una strada. Poi di nuovo il silenzio. Passano alcuni mesi, poi sul giornale La Nuova Penna esce una serie di articoli scritti dal partigiano cattolico Giorgio Morelli, nome di battaglia Il Solitario, intitolati Chi ha ucciso Azor? Morelli fa accuse molto precise a partigiani comunisti che avrebbero eliminato Azor per motivi politici. Poco dopo Giorgio Morelli è vittima di un attentato, a causa del quale morirà 2 anni dopo, a soli 21 anni. Sulla vicenda di Azor cala ancora il silenzio. Soltanto nel 1951 verrà istruito un processo in cui saranno condannati 2 partigiani comunisti. Uno è espatriato, l'altro verrà prosciolto in appello per insufficienza di prove. Poi ancora silenzio. Un silenzio omertoso, sia da parte comunista sia da parte cattolica, nelle cui file militava Azor. Sarà un evento epocale, la caduta del muro di Berlino nel 1989, a consentire di onorare quel partigiano dimenticato. Finita la guerra fredda, dissolti i blocchi contrapposti, un frammento di quel muro viene posto davanti a una scuola di Albinea, nei pressi di Reggio Emilia, la zona di Azor. Quel muro, simbolo e memoria di una stagione politica ormai chiusa, permette di ospitare anche il cippo dedicato a Mario Simonazzi, il partigiano Azor. Ma io credo che le storie di Azor, del Solitario, come tante altre, vadano assolutamente raccontate. Andavano forse anzi raccontate prima. Se noi abbiamo ben chiaro i principi per cui i partigiani hanno combattuto, che sono i principi di libertà, di dignità dell'uomo, che sono alla base della nostra Costituzione, cioè tutto il resto è un oggetto di indagine storica e va assolutamente tolta a quello che è la speculazione politica. I partigiani erano dei ragazzi e delle ragazze con tutti i limiti, con tutte le debolezze di uomini che furono obbligati a scegliere nel momento più difficile del nostro paese. Erano dei volontari, in mezzo a quei volontari c'erano le persone migliori e le persone peggiori. Non c'è nessun problema a raccontare tutto questo, l'importante è di restituire la complessità di quel fenomeno che è alle basi della nostra democrazia.